Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, vediamo Dolce Indal, veloce in partenza, sopravanza Ultras Griff. Numero 6, Boreagal squalificato. Boreagal squalificato e Ultras Griff sposta però dalla scia di Dolce Indal e poi torna sotto perché Dolce Indal intende evidentemente correre al comando. Ultras Griff in schiena, mentre in terza posizione numero 10 Cedro Bro squalificato. Al largo Kamchak SM che non ha trovato posto alla corda, e così c'è la progressione del numero 13 DDP anticipato prontamente da Velez Daghi. Velez Daghi avanza a sua volta e dopo 600 metri cerca di portarsi sui primi. Sempre leader Dolce Indal, Velez Daghi all'esterno, Ultras Griff alla corda, che rimane in scia Dolce Indal. Al largo sempre Velez Daghi che rimane lì a contatto dei primi 800 in un 1-4-4, molto tranquilli per Dolce Indal che continua a guidare su Ultras Griff, all'esterno Velez Daghi, mentre DDP ne ha preso la schiena ed è seguito da Zumba Piz. Primo chilometro in 1:22 con situazione tattica invariata, al comando Dolce Indal, al suo esterno agisce Velez Daghi, mentre alla corda Ultras Griff è raggiunto da DDP, un'altra pariglia formata da Croupier e Zumba Piz, all'esterno anche Chapeau Tree. Il ritmo della corsa che si è sicuramente sveltito con Velez Daghi che va ad attaccare Dolce Indal, insiste Velez Daghi, attacco deciso a 600 dalla conclusione, a 500 mette qualcosa davanti a Dolce Indal, mentre Ultras Griff non riesce a ribattere ai primi. Insiste ancora Velez Daghi, ma Dolce Indal con l'arrivo della curva cerca di rientrare e tentano la progressione anche DDP e Zumba Piz che scatta in mezzo alla pista, completamento della piegata, ancora Velez Daghi alle prese con Dolce Indal. Dolce Indal si difende, Velez Daghi insiste ancora, Velez Daghi attacca, Dolce Indal si difende, poi a centropista Zumba Piz, ultime battute con Dolce Indal che sul traguardo emerge ancora nei confronti di Velez Daghi e Zumba Piz che finiscono a contatto. Per il secondo posto 28,7 il penultimo quarto, 31 l'ultimo quarto. Dolce Indal però ha ragione degli avversari. Luca Lovera in sediolo, in percorso di testa. Papà Marino al training per conto della scuderia quiriniana. Vediamo il successo per Dolce Indal, mentre Velez Daghi generosamente salva ancora il secondo posto da Zumba Piz che finisce molto forte a centropista.